una ditta armatrice arrestato con l'accusa di estorsione a Fincantieri. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri. A causa di un problema alle condutture pubbliche la sua casa è a rischio crollo, ma al momento nessuno interviene. Accade in un quartiere residenziale di Marcon. Telecamere, manutenzioni, occupazioni abusive, appartamenti liberi da assegnare e richieste di modifiche alla legge regionale sono alcuni dei temi discussi al Pertini tra i residenti e il presidente Ater Speranzon. Spacciavano metanfetamina purissima tra le prostitute di via Fratelli Bandiera per far migliorare le prestazioni. Arrestate un protettore, la sua compagna. Si è temuto il peggio stamane a Mestre quando è scattato l'allarme bomba per una valigia abbandonata all'esterno di un negozio chiuso da tempo e poi risultata vuota. Caricato dal toro nell'azienda agricola in cui lavora, l'animale l'ha scaraventato a terra, ferito un agricoltore di 55 anni portato in ospedale a Mestre con l'elicottero. Grande partecipazione alla manifestazione organizzata dall'associazione benefica Biribiri, tanti i campioni della storica ai remi vittoria del Pupparino Celeste. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dall'arresto avvenuto a Marghera, un arresto per estorsione alla Fincantieri, un ispettore di una ditta armatrice. Le indagini condotte dai carabinieri sono ancora in corso. Doveva vigilare sulla correttezza degli appalti, ma era proprio lui a chiedere il pizzo, un ispettore di 49 anni di una ditta armatrice di Venezia che è stato arrestato dai carabinieri per estorsione. L'uomo, originario di Palermo ma residente nel veneziano, è stato denunciato dai titolari di una ditta di subappalto alla Fincantieri di Marghera. Il professionista, consulente nel settore delle commesse navali, avrebbe chiesto la tangente in cambio dei soliti favori, e cioè porre la sua firma sul nulla osta circa la corretta esecuzione delle commesse, incastrato dopo un caso documentato, ovvero la richiesta di una mazzetta tra i 2 e i 3.000 euro. A denunciarlo lo stesso personale della sicurezza interna allo stabilimento, che da tempo si era stancato di subire ingiustamente le prevaricazioni, i soprusi e gli abusi proprio di chi, al contrario, avrebbe dovuto vigilare nel nome dell'integrità e della giustizia. L'arresto proprio mentre era ancora in corso l'intensa attività di indagine dei carabinieri, avviata grazie alla policy aziendale interna della Fincantieri, a cui hanno aderito le aziende in subappalto e gli armatori stessi e che, come già detto, prevede di come si debba vigilare contro ogni forma di estorsione. Ora andiamo a Marcon, dove a causa di un problema alle condutture pubbliche la casa della signora che ci ha chiamato è a rischio crollo addirittura, ma al momento nessuno interviene e tutto questo accade in un quartiere residenziale. Si può assistere impotenti al progressivo crollo della propria casa per cause indipendenti dalle proprie responsabilità, imprigionati in un groviglio di rimandi di competenze nelle quali faticherebbe a destreggiarsi anche il più consumato esperto di burocrazia? Via Praello fa parte di un grazioso quartiere residenziale di Marcon, ma qui i problemi, e anche grossi, non sono in superficie. Sotto i nostri piedi c'è una conduttura di una rete fognaria pubblica, precisamente tra il comune di Marcon, che è qui, e io adesso vi saluto dal comune di Venezia, perché siamo su 2 comuni. Però questa cosa è stata già dichiarata tramite un tribunale, che la conduttura è strettamente di uso pubblico, servizi igienico-sanitari pubblici, in gestione al comune di Marcon. Qui sta crollando tutto? Qui sta crollando tutto, come potete vedere, anche qui sotto è la conduttura di cui stiamo parlando. C'è stata fatta una video ispezione dove si indica benissimo che la conduttura è tutta crepata e dove ci sono i condotti che si allacciano uno all'altro, ci sono dei dilavamenti in cui stanno andando le fondamenta di casa mia. Il consulente tecnico d'ufficio, un perito nominato dal tribunale, ha stabilito che la competenza è del comune di Marcon, con il quale peraltro Cristina è in causa. Una consulenza non gratuita. Per pagarla Cristina ha venduto macchina e cucina. Io pago le tasse, pago le fognature, sto pagando una fognatura che non viene gestita, che non è mai stata controllata, e chiedo che venga ripristinata questa fognatura pubblica dove ci sono tutte queste case che la usufruiscono e di poter vivere serenamente nella casa che ho acquistato.
Vi ricordo numeri e indirizzi per segnalarci casi o disservizi come questi allo spazio Lo dico ad antenna. Noi interverremo sms e WhatsApp al 351 1755 340, email redazione @antena3.it, telefono e segreteria 0422 02 30 898. Quest'anno la festa dell'Ater si è tenuta in quartiere Pertini a Mestre, luogo simbolo della rinascita e dell'impegno dei cittadini stessi. Quartiere Pertini festeggia ancora e questa volta lo fa con Ater, con tanto di presenza del presidente Speranzon. È una festa che Ater ogni anno fa in alcune zone della città. E quest'anno hanno voluto premiare il quartiere Pertini dopo tutti i lavori che sono stati fatti e quindi che il Pertini se lo meritava una festa. Che però non nasconde preoccupazione tra i residenti dopo le ultime disposizioni regionali messe in atto. Da un lato siamo felici perché riconoscere che questo quartiere risanato così va premiato anche con una bella festa ci lascia un po' di amaro in bocca la questione di questi giorni, che è quella della legge regionale 39 che colpisce fortemente i residenti sia di Ater che del comune. Ora, noi consideriamo questa legge sbagliata e iniqua. Sbagliata perché tiene conto di elementi che non sono compatibili uno con l'altro. Rocelli riconosce però l'attenzione di Ater negli ultimi tempi e lancia un messaggio. Ci ha messo le telecamere, siamo riusciti tutti assieme a sgomberare quegli appartamenti che erano occupati con forte violenza e criminalità, ci sono stati vicini in molte occasioni, il che ci fa, come dire, sorridere all'idea di essere tutta una comunità e con Ater a noi vicino. Purtroppo, come ripeto, abbiamo questo periodo in cui vogliamo anche protestare non all'Ater, perché non è Ater che ha fatto questa legge, l'ha fatto la Regione, però vogliamo che Ater sia al nostro fianco in questa battaglia. Appello accolto dal presidente stesso dell'Ater, che ha annunciato importanti interventi. Grazie alla loro costante opera di rivitalizzazione attraverso iniziative costanti, permettono a chi vive questo territorio di vivacizzarlo e di tenerlo in modo più che decoroso. Dopodiché siamo anche contenti di poter dire che in questi anni abbiamo investito su questo quartiere in modo importante, sia con le telecamere che sono state installate, ma anche quindi per garantire sicurezza, ma anche con gli interventi che nelle prossime settimane partiranno, che permetteranno di rifare completamente i tetti a 4 edifici. Si tratta della zona di via Camporese, proprietà di Ater, dove per molto tempo le occupazioni abusive hanno fatto da padrone e ora è tenuta sotto sorveglianza grazie alle 26 telecamere posizionate mesi fa. Per quanto riguarda la legge regionale, invece, il presidente annuncia: sono in fase di approvazione tutta una serie di correttivi che siamo certi incontreranno perfettamente quelle che sono le aspettative dei nostri inquilini, quindi siamo anche consapevoli che in questo momento di preoccupazione da parte di molti nostri inquilini possiamo venire a dare qualcosa di più di una parola di speranza. E di speranza, ma soprattutto intervento, si parla anche alla luce di quanto accaduto alla signora Marcella, l'anziana ottantenne sfrattata per termine dell'affitto ma salvata grazie a una raccolta firme che le ha permesso di restare ancora nella sua casa in Campo San Gregorio alla Salute. Da parte di tutte le istituzioni ci deve essere il massimo impegno perché non siano costretti a abbandonare il territorio. Noi da questo punto di vista speriamo, attraverso il bando che è stato pubblicato qualche mese fa dal Comune di Venezia e che crediamo nel giro di un paio di mesi avrà una graduatoria alla quale attingere, crediamo che qualche centinaio di queste persone e di queste famiglie avranno la possibilità di entrare all'interno di casa dell'Ater completamente restaurate. Il rapporto domanda-offerta però non include tutti.
C'erano circa 3.500 domande che sono state fatte, bisognerà verificare, stanno verificando se tutte queste sono domande correttamente compilate, quindi se tutte queste persone poi effettivamente hanno titolo per poter fare questo tipo di richiesta, ma se così fosse è chiaro che la disponibilità di alloggi rispetto alle richieste sarebbe decisamente insufficiente. E ora veniamo a una storia da momenti di ordinaria follia, quella di un turista israeliano che, insoddisfatto di un cambio valuta, ha deciso di sequestrare la commessa. Il fatto è avvenuto ieri a Rialto. In vacanza a Venezia si accorge che gli euro in contanti a disposizione stanno finendo, meglio recarsi da un cambio valuta a Rialto per cambiare i dollari in euro, ma il cambio con le commissioni applicate non lo convincono, anzi molto di più, sono a suo parere decisamente insoddisfacenti. La somma ricevuta in euro secondo lui è troppo scarsa e così il turista, un israeliano di 46 anni, decide niente meno di tenere sotto sequestro la commessa, chiudendo entrambi all'interno dell'agenzia di cambio dopo aver preventivamente abbassato le saracinesche. Il sequestro per obbligarla ad annullare la transazione e restituirgli i soldi. Impaurita e terrorizzata, la povera commessa è stata tenuta sotto sequestro sul suo posto di lavoro per quasi un'ora, riuscendo però a dare l'allarme e a chiamare i carabinieri in un momento di distrazione del folle turista. All'arrivo dei militari che hanno provveduto a riaprire le saracinesche e liberare la donna, il 46enne ha desistito dal suo intento e successivamente è stato condotto in caserma per essere poi denunciato, ma a piede libero. Metanfetamina purissima tra le prostitute di via Fratelli Bandiera, sono stati arrestati un protettore e la sua compagna. I dettagli. Un protettore bulgaro e la sua compagna sono stati arrestati dagli operatori del servizio di sicurezza urbana della polizia locale durante una serie di intensi controlli effettuati negli ultimi mesi tra le prostitute che stazionano in via Fratelli Bandiera a Marghera. Rinvenute anche dosi di metanfetamina dal grado di purezza definito estremo, vicino al 75%. Durante i controlli spesso le prostitute apparivano alterate e un primo indizio dei loro canali di approvvigionamento è stato raccolto ad agosto, quando un'unità cinofila del corpo, avvicinandosi ad alcune ragazze bulgare, ha permesso di recuperare da terra una bustina con metanfetamina appena lanciata al suolo. A quel punto i sospetti si sono concentrati sul protettore ed è scattata la perquisizione in casa in via Fratelli Bandiera. All'ingresso la compagna ha tentato di bloccare gli agenti mentre lui tentava di liberarsi dello stupefacente nascondendolo in un peluche e gettandolo dalla finestra, ma senza esito. C'erano 30 grammi di metanfetamina più altro stupefacente sotto il materasso, 12 dosi pronte per essere spacciate. Requisiti inoltre altri 105 sacchettini e un bilancino di precisione. I due sono stati portati in carcere, la droga sequestrata e inviata al laboratorio di tossicologia dell'Ulster. Gli esiti delle analisi hanno confermato caratteristiche di purezza estreme, vicino al 75%, tali da consentire il confezionamento di 220 dosi. Ogni dose viene venduta al dettaglio tra i 20 e i 30 euro. Il comando di polizia locale ha informato il servizio di tossicodipendenze del comune affinché accerti con screening sociosanitario il numero delle prostitute coinvolte nell'assunzione di metanfetamine e il loro grado di dipendenza, con lo scopo di predisporre i necessari interventi di assistenza, contenimento e riduzione del fenomeno. Raffica di arresti nel veneziano da parte dei poliziotti della questura di Venezia nei pressi della stazione dei treni Santa Lucia, arrestato un quartetto di borseggiatori processati per direttissima con esito di condanna a 1 anno di reclusione e il pagamento di una multa di 300 euro. La banda di borseggiatori, composta da 4 cittadini polacchi senza fissa dimora, accusati del reato di furto pluriaggravato in concorso. Per uno di essi, già aggravato da precedenti penali specifici, la condanna è stata aumentata a 1 anno e 2 mesi di reclusione e 450 euro di multa, più il pagamento delle spese processuali. E sempre alla stazione, ma stavolta in quella di Mestre, rintracciato e arrestato un ladro e rapinatore seriale di assalti nei supermercati. Si tratta di un 32enne di San Donà, fermato ieri pomeriggio dalle volanti della polizia lungo via Dante mentre cercava di acquistare della droga. Ora ci fermiamo per qualche istante, tra pochissimo torneremo con l'allarme bomba a Mestre.
Edizione veneziana del telegiornale di Antenna 3, ripartiamo dall'allarme bomba a Mestre. Un trolley sospetto ha fatto scattare il piano di massima allerta per la sicurezza oggi in via Bissuola. Si è temuto il peggio a Mestre quando è scattato l'allarme bomba per una valigia abbandonata ai piedi di un negozio chiuso da tempo. Ed è proprio qui al civico 25 di via Bissuola dove è stata ritrovata la valigia che ha destato molta preoccupazione questa mattina intorno alle 9. È stata trovata qui, abbandonata ai piedi di questa saracinesca ancora abbassata, quando il residente ha chiamato subito il 112 per l'intervento. Sul posto, con i carabinieri del nucleo radiomobile di Mestre, anche gli artificieri dell'arma giunti da Padova, il cellulare dei poliziotti della questura di Venezia, le ambulanze con il personale del SUEM 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Insomma, un grande dispiegamento di forze per garantire la sicurezza della cittadinanza. Per oltre un'ora e mezza interdetta al traffico tutta l'area attorno all'intero quadrilatero delle intersezioni presenti, bloccati anche i mezzi pubblici. La valigia in questione è questa. Allarme è rientrato quando verso le 11, come è chiaro dalle immagini, si è constatato all'interno della valigia non ci fosse nulla, specie di pericoloso. Sconosciuta al momento è l'identità del possessore del trolley. E sarebbe un 55enne di Lughignano di Casale sul Sile, dunque nel Trevigiano, il bombarolo che lunedì pomeriggio scorso ha fatto esplodere a Marconi, in viale San Marco, un rudimentale ordigno confezionato artigianalmente, gesto consumato per motivi passionali e indirizzato proprio alla sua ex, una cinquantenne del posto, visto che l'ordigno è stato fatto esplodere proprio a ridosso di casa di lei con l'intenzione di spaventarla e minacciarla. L'uomo scoperto e identificato dai carabinieri anche grazie alle registrazioni delle telecamere che lo hanno ripreso mentre appoggiava la bomboletta e l'accendeva. Infortunio sul lavoro in un'azienda agricola questa mattina a Cavarzere quando un agricoltore è stato caricato da un toro. Caricato dal toro nell'azienda agricola in cui lavora. L'animale senza corna lo ha caricato spingendolo e scaraventandolo violentemente a terra. Il fatto poco dopo le 11:30 a Cavarzere, con l'agricoltore di 55 anni che ferito è stato portato d'urgenza in ospedale a Mestre con l'elicottero. Le sue condizioni, che in principio parevano davvero essere molto preoccupanti, considerato anche lo shock iniziale, sono in via di miglioramento. Sul luogo dell'infortunio anche gli uomini dello Spisal. Ottima partecipazione invece alla manifestazione organizzata dall'associazione benefica Biri Biri, tanti campioni della storica ai remi, vittoria del Pupparino Celeste, festa e premiazioni in campo, conclusione con un rinfresco decisamente veneziano. Il Celeste di Rudi Vignotto e Roberto Fagherazzi ha conquistato con merito, all'arrivo al Ponte della Panada delle Fondamente Nove, la 42esima edizione della regata del secolo su Pupparini a due remi. La manifestazione, organizzata a Venezia dall'associazione benefica Biri Biri, è così intitolata perché la somma degli anni dei due volatori in gara su ciascun equipaggio deve obbligatoriamente raggiungere almeno i 100 anni. Il trofeo speciale dell'edizione 2019 è stato dedicato al ricordo di Giorgio Pomelli, che fu per molti anni apprezzato dirigente della Biri Biri. Regata del secolo, 42esima edizione. La Biri Biri per 42 anni si trova in questo campo e festeggia il remo, festeggia la regata, festeggia la laguna. Ai remi molti campioni della storica, 9 gli equipaggi al via. Dietro al Celeste si sono classificati al secondo posto Gaetano Bergantin e Luca Quintabarri. In bandiera anche il Canarin di Giuliano Pagan e Ivan Bognolo e il rosso di Mauro e Livio Ceciliati, finito quarto. Ma tutti, visto lo spirito della manifestazione, hanno meritato un applauso, come ha spiegato l'attuale presidente della Biri Biri, Francesco Orlandi. È una festa tradizionale, una festa che dà piacere a tutti quanti quelli che partecipano e fortunatamente sono tanti e ogni anno si aggiunge qualcuno. Premiazioni e feste in campo Widman a Venezia, dopo la partenza da Sacca San Girolamo, il giro del Paeto ai bacini dell'Arsenale e l'arrivo finale alle Fondamente Nuove. La regata del secolo è stata organizzata in collaborazione con Città di Venezia, le città in festa,
Porto di Venezia, PV Investimenti, Circolo Aziendale Porto di Venezia e con il sostegno di varie attività commerciali e imprenditoriali della zona. Già si pensa alla prossima edizione. Fabio Donadi Aspiag e Fausto Pozzobondi Lega Ambiente, gli ospiti questa sera 20:10 subito dopo i nostri telegiornali, naturalmente si parlerà anche di ambiente. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione che sta portando un forte maltempo e causando ingenti danni al nord-ovest toccherà di striscio anche il nostro territorio nella giornata di giovedì 24 ottobre. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino potremo avere qualche foschia o nebbia sulle pianure, dal pomeriggio invece più nubi sul Padovano, sul Veronese e sul Vicentino con piogge e temporali piuttosto diffusi, mentre sul resto della regione si manterrà asciutto e anche soleggiato. Lieve calo termico, ma temperature ancora sopra la media del periodo, minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 22 gradi. Si mantiene buono invece il tempo sul Friuli Venezia Giulia, qualche foschia al mattino, ampio soleggiamento ovunque invece dal pomeriggio. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime tra 21 e 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non si escludono dei temporali pomeridiani, sarà più asciutto invece sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime sui 20-23 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.